Nella puntata di oggi, piatti tipici della nostra Sicilia, come si prepara un antipasto di mare, una bici statica, tanto ritmo e sano divertimento, il group cycling, come si mantiene una corretta igiene orale, i giovani e i social network, che rapporto hanno? Miss Marzo Agrigento Flash 2013 Sonia Albore. Benvenuti nella nostra gallery. Siamo davvero entusiasti e felici del riscontro che ci avete dato dopo la prima messa in onda martedì scorso su TVA Televideo Agrigento. Numerose le email e post pervenuti alla nostra redazione e questo a testimonianza che a seguirci eravate davvero in tanti. Gallery è un programma che viene scritto man mano ed è per questo che potrete interagire direttamente con noi nella nostra pagina ufficiale su Facebook, digitando sul vostro computer www.facebook.com/page/gallery per commentare le puntate, proporci nuove idee e perché no, proporvi proprio voi. Fate uno sport estremo, magari siete degli artisti o avete inventato qualcosa di davvero unico. Beh, che aspettate? Diventiamo amici e ci divertiremo insieme. Signore e signori, benvenuti a Gallery! E cominciamo la puntata di oggi con la cucina. Il mare ha da sempre caratterizzato le tavole siciliane. Ovviamente questo legato al fatto che facciamo parte di un'isola circondata da meravigliosi litorali che, oltre ad essere mete per i turisti, regalano quotidianamente un pescato di elevata caratura qualitativa e saporita. Oggi Claudia Caci si occupa della preparazione degli antipasti di mare. Qual è il piatto che realizza oggi? Sì, oggi prepareremo un grande classico della cucina italiana e anche isolana siciliana. Prepareremo l'insalata di mare, però presentata in una versione un po' particolare. Verrà servita tiepida, con l'aggiunta di pomodorini pachino ed olive leggermente marinate al certofoglio. Quali sono gli ingredienti che andrà ad adoperare per realizzare l'insalata di mare? Allora, gli ingredienti dell'insalata di mare sono quelli classici, il polipo, i calamari, i gamberetti, le cozze, le vongole. La particolarità di questo piatto sta che è in due fasi. Uno perché c'è l'aggiunta di qualche tipo di ingrediente un po' diverso e l'altro è che la nostra insalatina di mare verrà servita tiepida. Quindi l'aggiunta dei nuovi ingredienti sono il pomodorino pachino, le olive nere leggermente marinate al certofoglio e l'insalatina al lattughino mista con il radicchio e lattuga locale. Passiamo alla fase di lavorazione. Sì, facciamo i primi passi della ricetta. Innanzitutto è giusto dire che prima di tutto ho lessato sia i calamari, i polipi, le cozze e le vongole separatamente in un gurbiglione di acqua salata leggermente acidula con l'aggiunta di sedano, carote e cipolle. Adesso iniziamo a preparare la nostra ricetta. Mettiamo un pochino di olio extravergine, facciamo riscaldare un pochino, una volta che l'olio avrà preso una temperatura modesta iniziamo a mettere i nostri ingredienti. Per primo mettiamo il lattughino, il radicchio, la lattuga locale leggermente tritata julienne. Julienne significa un taglio molto sottile. Che andrà a cuocere per quanto tempo? No, salterà per qualche minuto, lo lasciamo abbastanza croccante, in modo che sprigiona tutti gli zuccheri che contiene la lattuga stessa. Nella fase successiva cosa andremo ad aggiungere? Andiamo ad aggiungere le nostre olive leggermente marinate al certofoglio, possiamo aggiungere anche del timo limonato, qualcosa che dia quel sapore un pochettino particolare alla nostra insalata di mare. Ovviamente il limone verrà messo quasi all'ultimo della preparazione del piatto, ma a freddo, perché è una cosa fondamentale. Adesso mettiamo ad insaporire i pomodorini e andiamo a regolare di sale e pepe. La cottura deve essere molto espressa,
velocissima perché tutti gli ingredienti che ho aggiunto devono rimanere, come dicevo poc'anzi, abbastanza croccanti. Adesso incorporiamo i nostri molluschi precedentemente lessati. E un po' di succo di gamberetto di cottura. Andremo a saltare in padella dunque per quanto tempo? 2-3 minuti, non di più, anche perché già il prodotto è leggermente precotto, quindi l'importante è che facciamo abbinare benissimo tutti gli ingredienti in modo armonioso, in modo da avere quel profumo delicato e andare a mangiare l'insalata tiepida è qualcosa di particolare. Dunque un piatto sfizioso dalla facile preparazione. Un piatto molto semplice, non ho fatto niente di particolare, ho ripreso la ricetta, quella classica che sappiamo fare tutti anche a casa, e abbiamo aggiunto l'iceberg, il lattughino, le olive e il pomodorino pachino. La ricetta adesso è pronta per essere impiattata. Siamo pronti per impiattare. Sì, iniziamo l'impiattamento dell'insalata di mare. Mi raccomando che il piatto sia ben caldo, in modo che non faccia raffreddare Come vedete i colori dell'insalata di mare non hanno subito nessun tipo di cottura che li abbia potuti danneggiare, quindi i colori sono abbastanza vivi. Dopo aver adagiato l'insalata sul piatto andiamo a concludere con delle decorazioni. Sono delle piccole decorazioni che possiamo fare benissimo a casa, sono molto semplici. Andiamo a mettere delle sfoglie di patate, del certofoglio leggermente fritto a una temperatura di 140 gradi, in modo che ci rimane abbastanza tesa e croccante, e dopo andiamo a mettere delle piccole chicche di pane bianco realizzate molto facilmente a casa con un coltellino, messe al forno a 120 gradi per 20 minuti. Andiamo alla composizione. E il piatto è pronto. Il piatto dunque è già pronto per essere servito? No, manca solo l'ingrediente fondamentale che serve a dare il giusto equilibrio a questo piatto e anche la lucentezza del piatto stesso. Mettiamo un po' di olio extravergine, ovviamente a crudo. Il nostro piatto è pronto. E apriamo per la prima volta in questa nuova stagione di Gallery la pagina del fitness, e lo facciamo con un'attività sportiva molto in voga sia in Italia che nell'Interland nostrano. A caratterizzarla sono una bici statica, tanto ritmo, voglia di arrivare al traguardo e sano divertimento, ma soprattutto il fatto che si apre davvero a tutti per il clima di allegria e spensieratezza che si instaura con i compagni di viaggio. Parliamo oggi di group cycling. Abbiamo davanti a noi 5 minuti che ci servono per raggiungere il nostro primo obiettivo. Certo, millimetro dopo millimetro, senza avere nessuna fretta, devi pian piano andare a cercare il controllo delle tue gambe. Se ti serve, provare ancora di incrementare qualche piccolo millimetro. Se poi scivola sulla parte più rapida del tuo manubrio, vai a cercare ancora comodità. 6, 8, 5, 3, 1, 8. 8 scivola. 6, 7, 8 rientri.
Un'attività sportiva che coinvolge generazioni e generazioni di persone ad Agrigento e non solo. Oggi parliamo di group cycling, un'attività sportiva nota per la forte potenza fisica che è necessaria per effettuarla. Ospite abbiamo un istruttore, Lillo Taiello, un agrigentino doc, un istruttore doc. Ecco, raccontaci un po' come si svolge questa attività sportiva e cosa è necessario fare per effettuarla nel miglior modo possibile. Buonasera intanto a tutti. Ci muoviamo su delle bici statiche, quindi siamo fermi, diciamo, con le nostre bici, però cercheremo di immaginare la musica, questo sicuramente. Benissimo, ringrazio Lillo Taiello per la sua spiegazione, la delucidazione è eccellente. Spero di essere stato chiaro. Assolutissimamente. Per quanto riguarda il group cycling è tutto. Abbiamo visto un'attività fisica che serve a mantenersi in forma, ma volersi bene vuol dire anche avere cura della propria igiene orale. Una sana dentatura è anche indice di bellezza sia per gli uomini che per le donne grandi e piccini. Loredana Messana è andata con le telecamere di Gallery a scoprire quali sono i segreti e i consigli degli esperti per avere sempre un sorriso al top. La salute dei denti e della bocca è importante. Diversi tipi di trattamenti di igiene orale. Ne parliamo con il dottor Luigi Galatiotto, odontoiatra. Dottor Luigi, quali sono gli strumenti per l'igiene orale? Gli strumenti per l'igiene orale, intanto il primo di tutti è sicuramente lo spazzolino. Il consumismo tende a far produrre spazzolini che hanno forme molto variegate, curve, doppie curve. In realtà gli spazzolini migliori sono quelli col manico dritto. Devono avere la testina piccola in modo da poter raggiungere anche le zone più posteriori e meno accessibili. Le setole devono essere sicuramente delle setole naturali, perché hanno le punte delle setole artificiali, scusate, perché hanno le punte arrotondate e che quindi non graffiano lo smalto. Lo spazzolino è lo strumento di elezione per la pulizia dei denti, perché è quello che meccanicamente, con un movimento che preferibilmente va dalla gengiva verso il dente, quindi verso il basso in alto e verso l'alto in basso, serve a rimuovere la placca, che è un agglomerato di batteri che si deposita sui denti e che è responsabile delle principali malattie della bocca, e cioè le carie e le malattie gengivali. Oltre allo spazzolino, chiaramente una buona igiene orale non può prescindere da strumenti che permettono di pulire anche lo spazio interdentale, come ad esempio il filo interdentale,
che è lo strumento che viene utilizzato per pulire gli spazi tra i denti e che può essere cerato o non cerato. Di solito è preferibile usare quello cerato perché, essendo più scorrevole e soprattutto se i denti sono accavallati, gli spazi interdentali sono stretti, penetra più facilmente. Quando gli spazi interdentali dovessero essere particolarmente ampi, in associazione al filo si può usare anche lo spazzolino interdentale. Questi sono gli strumenti principali, ma poi si possono usare anche i puliscilingua, che servono a rimuovere la placca batterica che si deposita sulla superficie della lingua, che sono degli spazzolini di gomma che raschiano proprio tecnicamente la placca batterica dalla superficie dorsale della lingua. Associato a tutte queste cose che sono comunque quelle principali, poi si possono usare ad esempio gli idropulsori, che sono delle docce orali, sono degli apparecchi che spruzzano acqua a pressione e che per esempio per i portatori di apparecchi ortodontici o per esempio di protesi fisse permettono di eliminare i residui di cibo. Poi per completare le manovre di igiene orale si possono usare dei colluttori, preferibilmente quelli che contengono clorexidina, esattamente di gluconato di clorexidina, perché questa sostanza ha un effetto importante sul controllo della crescita dei batteri all'interno della bocca, del cavo orale. Per valutare correttamente se le manovre di igiene orale sono efficaci, poi consiglio di utilizzare le compresse rivelatrici di placca. Sono delle compressine che lasciate sciogliere in bocca e che vanno utilizzate chiaramente dopo le manovre normali di igiene orale, colorano i batteri se presenti, permettendo così a chi si è appena lavato i denti di rendersi conto della efficacia delle sue manovre di igiene. E questo consiglio sempre di utilizzarlo per imparare a spazzolarsi bene i denti e capire quali sono le zone ad esempio in cui non si spazzola bene, perché in quelle zone va fatto un miglior controllo di placca. L'igiene orale domiciliare però non basta, bisogna provvedere alla cosiddetta igiene orale professionale. Sì, chiaramente, anche se il paziente ha un'accurata igiene orale, in realtà difficilmente riesce a prevenire la formazione del tartaro, che è il calcare della saliva, e che quindi i pazienti hanno necessità periodicamente di recarsi dal dentista per fare le sedute di igiene orale professionale. Queste manovre di igiene orale professionale consistono nella rimozione del tartaro e della placca batterica, sia sopra gengivale, sia, che è quella molto più insidiosa, sotto gengivale. Si utilizzano degli apparecchi ultrasonici che vibrano a elevata frequenza e che permettono di rimuovere il tartaro. E a questi strumenti meccanici si possono utilizzare anche degli strumenti manuali, dei raschietti che si chiamano curette, che permettono di rimuovere prevalentemente il tartaro sottogengivale. A tutte queste manovre di igiene orale professionale, che vanno fatte almeno un paio di volte all'anno, anche se chiaramente i tempi sono soggettivi, perché alcuni pazienti devono a volte recarsi dal dentista anche ogni 3 mesi, altri invece possono distanziare le sedute di igiene orale professionale a una volta all'anno. A queste manovre meccaniche si possono associare poi, per prevenire delle patologie, soprattutto delle gengive profonde, l'insieme dei tessuti di sostegno del dente si chiama parodonto, e quando questo parodonto si ammala i denti cominciano a muoversi e cadono. Allora, per prevenire tutto questo, ecco perché è importante fare l'igiene orale professionale. Alle manovre, ripeto, manuali si possono aggiungere, ovvero meccaniche, si possono aggiungere poi l'utilizzo di sostanze che vengono iniettate all'interno della gengiva, per esempio antimicrobici sotto forma di gel o sotto forma di liquido che viene iniettato con delle siringhe esercitando una leggera pressione. Tutto questo è fondamentale per prevenire la parodontite, che è una gengivite più grave e che di solito nei pazienti adulti porta alla perdita dei tessuti di sostegno del dente e quindi alla caduta dei denti. Può darci alcuni consigli per una dentatura più sana e più forte? Il consiglio principale è quello di curare l'igiene orale. Ai genitori consiglio di portare i bambini
dal dentista per far controllare l'occlusione, cioè l'ingranamento dei denti. Da grandi, quando si è più grandi, consiglio sempre di fare una visita di controllo periodica e di fare la pulizia dei denti se non ci sono delle carie da curare. Ricordo che mentre fino a poco tempo fa, la bocca veniva considerata un distretto del corpo a sé, adesso si sa per certo che tanti problemi possono nascere da una cattiva igiene orale. E ricordo per esempio ai pazienti diabetici che un non controllo di placca e quindi una cattiva igiene orale riduce l'efficacia dell'insulina, per cui il diabetico tende ad avere picchi di glicemia più alta, quindi ad avere un peggioramento della situazione. E ricordo che alcune malattie cardiovascolari, quindi soprattutto ictus e infarti, sembrerebbero associati o associabili in qualche modo a una cattiva igiene orale, per uno stato infiammatorio generale del corpo che favorirebbe la formazione di placche aterosclerotiche. Quindi anche per questo, per prevenire questo tipo di patologie, consiglio sempre di curare l'igiene orale e di fare visite periodiche dal dentista. Domanda che è più una curiosità: quando non c'è lo spazzolino c'è Deigan Protex, lei cosa risponde? Guardi, a proposito di queste gomme da masticare, sembra dimostrato che le gomme da masticare che contengono xilitolo riducono, se utilizzate regolarmente, l'incidenza della carie, perché ridurrebbero all'interno della bocca la presenza di un batterio che è lo Streptococcus mutans, che è il responsabile principale dei processi di carie all'interno della bocca. Tra l'altro masticare le gomme da masticare ha la funzione di aumentare la salivazione e la saliva ha un effetto diluente sull'acidità della placca batterica. Voi sapete che i batteri producono acidi per intaccare la superficie dei denti e inoltre stimola i movimenti dei muscoli che favoriscono la detersione delle superfici dei denti, quando chiaramente non è possibile utilizzare correttamente lo spazzolino. Twittare, taggare, chattare sono ormai termini entrati prepotentemente nel linguaggio comune dei giorni nostri. I social network fanno ormai parte del costume della società moderna a livello mondiale e, anche se sono nati per scambiare informazioni tra gli studenti di un college, oggi sono il primo modo utile per mettere in contatto persone distanti logisticamente tra loro. Ma i giovani che rapporto hanno con i social network? Scopriamolo in questo servizio. Spesso giovani è anche sinonimo di divertimento e comunicazione. Ormai è questione dei giorni nostri il fatto che si comunichi tra di loro attraverso i social network. Tu che rapporto hai, per esempio, con Facebook, Twitter? Comunichi attraverso questi mezzi oppure utilizzi il telefonino all'antica, diciamo? Allora, diciamo che ormai viviamo nel mondo della comunicazione tramite gli smartphone, tramite tutti questi strumenti di cui oggi siamo in possesso. Diciamo che siamo 24 ore su 24 connessi, quindi chattiamo continuamente e siamo sempre in comunicazione. Il social network è uno strumento importante nel momento in cui viene usato in maniera equilibrata, nel senso in cui viene usato come uno strumento per conoscere, uno strumento per comunicare, uno strumento per passare delle informazioni che a volte possono essere anche importanti, perché non dimentichiamo che un social network, al di là di tutto quello che può essere il lato ludico delle informazioni che offre, nasconde dentro sé anche informazioni di carattere politico, di carattere economico, di carattere sociale. Quello che però io riscontro è che un'esagerazione nell'uso di questi strumenti che possono un po' diventare una sostituzione di quello che è la vita reale, quindi di quello che è vivere l'esperienza dal punto di vista reale, quando può essere conoscere una ragazza, superare la paura e la timidezza di affrontare un primo incontro con una ragazza che ormai per esempio tramite un social network può essere perfettamente superato. I giovani in rapporto con il social network, ormai tutti siamo su Facebook, Twitter. Ah, tu no? Bene, come mai questa scelta? Non ne sento la necessità.
preferisco il contatto. E cosa ne pensi di chi invece lo utilizza? Peggio per loro. Fate un saluto per Gallery. When you have us in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. Ovviamente mezzo di pubblicizzazione degli eventi e delle serate sono sicuramente i social network. Tu li utilizzi? Io ho una pagina Facebook da DJ dove pubblico sia i pezzi che metto, la musica che mi piace, le fotografie delle serate. Sì, Facebook indubbiamente è il social network più utile per chi fa questo lavoro. Ah, ecco, testimonianza viva, Facebook. A proposito del tema della nostra puntata, i giovani e social network, quindi non puoi dire che non usi Facebook. No, lo usa. Spesso anche lei, tutto. Ecco, dico, che tipo di rapporto avete con Facebook? Lo utilizzate solamente per messaggiare con le amiche, con gli amici, per organizzarvi? Pubblicare le foto di quello che abbiamo mangiato questa sera. Quindi cose buone magari. Sicuramente. Ciao ragazzi, siamo di Gallery, la nuova trasmissione di Televideo Agrigento. I giovani e i social network. Voi siete su Facebook? Sì. Ecco, che tipo di utilizzo fai di questo social network? Premettendo che comunque serve per comunicare con gli amici, anche se purtroppo Facebook crea indipendenza, quindi non sempre si fa l'uso con cui in effetti è nato questo social network. Comunque per contattarmi con gli amici, compagni di classe, cercare persone che non conosco, niente di più. Giovani e social network. Meglio evitarli. Come mai? Lo sport sembra la cosa più ideale. Quindi quello che consigli tu è lasciare il computer e passare magari al campetto di calcetto? Ma anche altri sport, altri tipi di sport. Quali ad esempio? Che ne so, io sono surfista come altri amici miei qua e ce n'è pochi in giro che il surf. E anche per questa puntata è arrivato il momento della bellezza. Loredana Messana è andata in un backstage di un servizio fotografico realizzato per Miss Marzo 2013 Agrigento Flash Sonia Albore. Sonia Albore, 21 anni, Miss protagonista per il mese di marzo nella rubrica Le Miss di Agrigento Flash. Ma chi è Sonia e che cosa fa? Io sono una modella, sono di Porto Empedocle. Niente, io è da un paio di mesi che ho iniziato a sfilare, faccio fotomodella, sfilate di qualunque genere. Niente, io spero di arrivare molto più in alto, lo spero, è un sogno che vorrebbero fare tutte le ragazze come me. Niente, oggi mi sono trovata molto bene a indossare questi abiti, sono veramente soddisfatta anche da me stessa, è stato un buon lavoro secondo me. Quindi il tuo obiettivo è quello di diventare una fotomodella professionista o Per entrare in questo genere si deve avere anche un hobby. Sandro Catanese, fotoreporter agrigentino, fotografo ufficiale della rubrica Le Miss di Agrigento Flash. La tua è una professione di precisione e di comunicazione, se non sbaglio? Sì, comunicazione principalmente per quanto riguarda la cronaca, perché essendo il giornale La Sicilia, avendo altre testate giornalistiche nazionali, mi occupo principalmente di cronaca, però già da un bel po' di anni, viste anche le esperienze con te fatte con i primi calendari, con le modelle cerco di mettere la stessa professionalità, la stessa precisione che metto nella cronaca. Sono due cose completamente diverse.
che queste sono cose gioviali, quindi sono molto cose graziose. Però la forma Mendis è quella, quindi automaticamente devi comunicare qualcosa alle persone, a chi guarda queste fotografie devi cercare di cogliere l'attimo esatto, l'occhio aperto, il sorrisino, il movimento della mano o quant'altro, perché essendo un'immagine statica e poi quando trovi delle modelle che sono in gamba, che si sanno muovere, già il lavoro è fatto già all'inizio. Diciamo che tu sei stato uno dei primissimi fotoreporter qui nell'Agrigentino a realizzare questi shooting fotografici con le Miss, che poi è diventata una moda, una tendenza degli ultimi anni. Ma Sandro Catanese cosa comunica nella sua fotografia e soprattutto cosa vedremo in questa rubrica? Diciamo che ho iniziato quando avevo i capelli neri, quindi, e poi molti ragazzi vedo su Facebook che molti fotografi, molti che ben vengano, perché bene o male io sono stato un periodo di tempo un po' fermo, adesso stiamo riprendendo invogliato da te, da altri, quindi ritorniamo di nuovo in campo, però sempre con quel velo di tranquillità, con quel velo cioè senza volgarità, con un qualcosa che valorizzi la ragazza, valorizzi l'indumento che sta indossando, il luogo dove ci troviamo, cose molto semplici, vecchio stile. E con questo servizio si conclude questa puntata di Gallery. Colgo l'occasione per ricordarvi di contattarci alla nostra pagina ufficiale su Facebook www.facebook.com/page/gallery, che tra l'altro è in continuo aggiornamento e costantemente monitorata dalla nostra redazione. Inoltre potrete seguirci oltre che su TVA, Televideo Agrigento LCN 92 e Amica TV LCN 628 anche sul sito internet www.televideoagrigento.tv e www.agrigentotg24.it. È davvero tutto per questa puntata, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi do appuntamento alla prossima settimana con tantissimi nuovi servizi targati Gallery. Alla prossima!